27 settembre San Vincenzo. È il 270° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 95 al termine. Il sole sorge alle 7.04, tramonta alle 18.59. La luna sorge alle 22.20, tramonta alle 13.36. Nelle acque di Prevesa si scontrano le navi della Santa Alleanza, promossa dal Papa Paolo III tra gli spagnoli ed i veneziani, contrapposta agli ottomani alleati della Francia. Il Doria, comandante della flotta spagnola, riceve l'ordine di evitare una vittoria degli aborriti veneziani e tutto il peso del combattimento grava sulle nostre navi, comandate da Vincenzo Cappello, che sono costrette a ritirarsi. Le previsioni per domani: residua variabilità con alcune nubi alternate a spazi di sereno anche ampi. Nelle ore più fredde probabili parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli prealpine. Precipitazioni generalmente assenti, salvo qualche possibile piovasco o occasionale breve rovescio nel pomeriggio sulle zone montane e pedemontane. Per le temperature minime prevarrà un calo, le massime in montagna saranno stazionarie o in lieve calo e altrove saranno un po' in aumento soprattutto sulle zone centro-orientali. Importante testimonianza storica e architettonica dell'entroterra veneziano, Noale è una tranquilla cittadina nei pressi del fiume Marcenego. La città è da sempre considerata uno snodo viario di estrema importanza tra Treviso, Padova e Venezia. Fu borgo forte costruito dai nobili Tempesta. In epoca medievale Noale vide la trasformazione del castello in residenza signorile. È ancora leggibile in ogni sua parte il sistema difensivo basato sullo sfruttamento dell'acqua del fiume, mentre il borgo conserva, oltre al disegno urbanistico della città fortificata, l'antica rocca signorile e il castello. Successivamente passò sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia e poi degli austriaci. Oltre alle bellezze artistiche, Noale custodisce forti tradizioni, come la rituale corsa del Palio, alla quale partecipano le 7 contrade della città.